Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Le Fiamme Gialle del gruppo di Messina, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato circa 3.600 grammi di cocaina in transito sullo stretto di Messina durante il controllo di un minivan appena sbarcato dalla costa calabra con a bordo una coppia e 6 figli minorenni. Il cane antidroga Urban ha fiutato la presenza di droga nascosta abilmente in un vano naturale del mezzo ricavato tra il tetto e il suo rivestimento. Il sequestro della cocaina, del valore stimato di circa oltre 300.000 euro, sulle piazze di spaccio siciliane, ha portato all'arresto dell'indagato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti ed è stato trasferito nel carcere di Gazzi. Grave incidente stradale stamane a Vittoria, in provincia di Ragusa. 2 auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all'incrocio tra via Milano e via Guido Rossi. Uno dei 2 veicoli coinvolti nello scontro si è ribaltato a seguito del violento impatto. Il bilancio è di un ferito, si tratta di una donna che si trovava all'interno di uno dei 2 mezzi. È stato avvicinato al finestrino della sua auto e aggredito da una persona a lui conosciuta che lo ha colpito più volte al capo con una picozza, riportando gravi ferite. Soltanto l'intervento dei passanti è riuscito a interrompere la furia violenta dell'aggressore, che poi è fuggito a bordo di un veicolo facendo perdere le sue tracce. È quanto accaduto lo scorso ottobre a Comiso, in provincia di Ragusa. Grazie alla complessa attività di indagine, i carabinieri sono risaliti all'autore e hanno arrestato per tentato omicidio un 36enne. Arrestato per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio un 37enne residente a Catania. L'arresto è avvenuto a seguito di un servizio antidroga nella zona di Trappeto Nord, quando i militari hanno notato l'uomo discutere con alcuni giovani sotto i portici delle palazzine di via Capopassero. Nonostante l'uomo abbia tentato di scappare, ha desistito quando si è reso conto che non c'era via d'uscita. Ha consegnato ai carabinieri il suo kit di spacciatore, una borsa a tracolla contenente 238 dosi pronte per la vendita al dettaglio. E con questa notizia è tutto. Il nostro prossimo aggiornamento alle ore 16. Grazie per averci seguito e arrivederci.